Si tratta di completare quello che era stato il pagamento di questa indennità per i periodi a scavalco tra il 2012 e il 2013, per cui era stato rimborsato dato solo il 50%, e per coloro che hanno fatto domanda di mobilità in deroga nel 2013 e hanno avuto un anticipo del 30% da parte dell'INPS. Ora manca per esempio anche per il 2014 un qualsiasi provvedimento, quindi si tratta di risorse che vanno a coprire il pregresso, perché per il 2014 pur noi con i vari centri per l'impiego abbiamo raccolto 1500 richieste di mobilità in deroga. Questa mobilità in deroga, che è un sussidio che viene dato dopo aver usufruito degli altri ammortizzatori sociali e in assenza, chiaramente in stato di disoccupazione del lavoratore che sta cercando lavoro, ma in questa situazione occupazionale oggi è sempre più difficile, e queste domande sono state raccolte nel 2014, però dobbiamo ancora sapere che fine faranno, saranno o no finanziate, e quindi le teniamo comunque nei nostri uffici e le abbiamo anche per trasmetterle alla Regione non appena si saprà qualcosa, in quanto la Regione ha fatto un provvedimento ponte che va a coprire la cassa integrazione in deroga per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2014, ma sulla mobilità in deroga si è riservata in quanto dovrebbe acquisire le risorse necessarie dal Ministero.